Explosion kills the world. Explosion kills the love. Explosion kills. 11 atlete con tanta voglia di vincere, un calendario gare fitto e prestigioso. Questi gli ingredienti che compongono la stagione 2012 del team Vaiano Tepso, del patron Stefano Giugni e dei suoi collaboratori. Una stagione particolare, il 2012, dove la formazione della Val Bisenzio sarà chiamata a riconfermare lo splendido e straordinario 2011 con i grandi successi di Rasa Leleivytė, la campionessa nazionale di Lituania su strada. La stagione ormai che bussa alle porte, che inizierà proprio con l'appuntamento in casa sulle strade di Vaiano il prossimo 11 marzo e culminerà con la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici di Londra. Tutto questo e molto altro andiamo a scoprire il team Vaiano Tepso. Annalisa Marchi, sindaco di Vaiano, che bello avere una squadra mondiale come questa di Stefano Giugni e delle sue atlete che portano il nome della vostra cittadina davvero in ogni angolo del pianeta. Sì, una bellissima realtà, una suggestione grande, naturalmente capiamo anche il valore di tutto questo, quindi una squadra di atlete giovani, determinate, volitive, che amano anche Vaiano. Speriamo che anche l'area di Vaiano faccia bene lo stile, che è uno stile molto sobrio, molto semplice, ma fatto di valori veri. Quindi io devo ringraziare tantissimo la società che è cresciuta molto in questi anni e questi atlete perché sono ambasciatrici, dicevo prima, dello sport e di Vaiano nel mondo. Sindaco, team Vaiano Tepso che corre sulle strade del mondo, ma è anche molto abile nell'organizzare le competizioni, come il prossimo 11 marzo, quando sulle vostre strade, le strade di Vaiano, si correrà con l'Elite il 10° trofeo in memoria di Alberto Vannucci. Sì, un appuntamento nell'appuntamento, il calendario è prestigioso, estremamente interessante, comincia in casa e comincia con questa corsa tutta vaianese alla quale cerchiamo di rivolgere piccole attenzioni per aiutare la nostra società. Antonio Napolitano, assessore allo sport per la provincia di Prato, team Vaiano Tepso che ormai prosegue da anni questa lunga, importante e prestigiosa tradizione pratese nei confronti del ciclismo. Sì, veramente una società eccezionale, ogni anno ci regala dei risultati eccellenti. Credo che abbiamo un obbligo contro il Velo Club Vaiano come istituzione, bisogna stargli vicino. I momenti sono difficili, una realtà come questa, con i risultati che ottiene, ci porta nel mondo, bisogna dargli un occhio d'attenzione, parlavo ora col Presidente, bisogna stargli vicino perché veramente è un'eccellenza del nostro sport e non ci dimentichiamo che noi saremo protagonisti come Toscana, lo sarà la provincia di Prato con i suoi 4 chilometri del Mondiale del 2013, dove io mi auguro che queste ragazze siano protagoniste. Quindi insomma una vicinanza un po' a tutto tondo nei confronti di questa squadra in attesa dell'evento clou ormai 2013 che si avvicina, campionati del mondo sulle strade della Toscana. Sì, bisogna stare vicino a questa realtà, ad altre, perché la nostra provincia è ricca di questo sport, la Toscana in generale, e quindi dobbiamo farci trovare pronti all'appuntamento, fare bella figura e noi far emergere ancora di più le nostre eccellenze che sono queste straordinarie ragazze. Roberto Fenzi, parlare di Tepso accanto al team Vaiano ormai è come parlare di un matrimonio. Un legame che dura da anni, che funziona e che ancora una volta nel 2012 vi vedrà protagonisti al fianco del team di Stefano Giugni. Se è un matrimonio, io il mio personalmente ho 33 anni di matrimonio, per cui ci sono tutte le premesse per avere un lungo matrimonio anche con la Vaiano Velo Club. Sì, fra le tante, come dicevamo prima, noi stiamo credendo nello sviluppo di tessuti particolari che possano permettere di migliorare le performance degli atleti o il recupero dopo gli sforzi da parte degli atleti, per cui questo matrimonio è un matrimonio che ci permette anche di testare, di mettere a punto. Abbiamo delle ragazze che sono molto collaborative, ci danno molti input per mettere a punto degli articoli che possano poi essere portati vantaggiosamente sul mercato, insomma. Tepso quindi un'azienda all'avanguardia, capace di convertire al futuro quello che è il mondo del tessile, un'azienda che ama lo sport e un'azienda che vuole vincere con queste ragazze. Assolutamente, ma mi sembra che la volontà ce l'abbiano loro, sono tutte molto cariche e soprattutto
però devo anche dire una cosa, io voglio volare vorrei abbassare un po' il volo che hanno fatto fino ad oggi, cioè i risultati che hanno ottenuto lo scorso anno sono stati inaspettati, sono stati una piacevole sorpresa per tutti. Non montiamoci troppo la testa, restiamo bassi, perché se già si riconfermassero i risultati dello scorso anno sarebbe già una bella soddisfazione, a noi ci andrebbe più che bene. Sandro Lazzerin, responsabile commerciale di Cicli Esperia, parliamo ancora di Fondriest, sempre vicino al team Vaiano Tepso, che diventa a questo punto il vostro top team di riferimento per la prossima stagione agonistica. Sì, certo, per la prossima stagione il team più importante è sicuramente il Vaiano. La speranza nel 2013 ormai di arrivare ad una squadra prof. Intanto il vostro marchio e la vostra azienda, soprattutto, che utilizzano le tecnologie più avanzate nel mondo della costruzione, della telaistica delle biciclette, mette a disposizione i ritrovati dell'ultima ora, diciamo, per queste atlete, quindi biciclette tecnologiche e soprattutto affidabili. Sì, sicuramente. Poi per il team si è optato per un telaio fasciato, quindi fatto a mano in Italia, con tubazioni che resistono, sono dell'ultima generazione, le più importanti, che resistono a sollecitazioni superiori ai 140 Newton. Quindi le biciclette al top di gamma, non resta che pedalare e vincere su Bici Fondriest. Ma speriamo di sì. Prima lei ha chiesto un po' a tutti quale corsa vorrebbero vincere quest'anno, insomma, che le ragazze vincessero. Io vorrei dire una cosa, il Fiandre, visto che l'anno scorso l'abbiamo vinto con Puccio, rivincerlo con le donne sarebbe, penso, il massimo. Luisa Ciardi, nuovo assessore allo sport qui presso l'amministrazione comunale di Vaiano. Bel battesimo oggi per questa squadra pronta a primeggiare sulle strade del mondo, ed è un vanto un po' per tutti voi e per il vostro mondo sportivo vaianese. Certo, sì, per me questo è il primo anno, ho sempre seguito questa manifestazione da dietro le quinte, diciamo, quest'anno ho avuto il battesimo ufficiale, come ho detto prima alle ragazze, sono particolarmente contenta che la nostra eccellenza sportiva vaianese sia un'eccellenza femminile, perché appunto spesso gli sport femminili sono di serie B, a Vaiano questo non succede, le ragazze fanno bene a livello internazionale e seguono un po' il trend rosa di Vaiano. Intanto diciamo che ormai bussa alle porte questo 10° appuntamento col trofeo Alberto Vannucci Giro della Val Bisenzio, non solo le ragazze del team Vaiano al via, ma un po' tutto il mondo del ciclismo professionistico femminile. Sì, infatti per noi questo è un appuntamento importantissimo, quello che apre appunto la stagione. L'11 marzo ovviamente ci sarò anch'io e darò una mano a Stefano nell'organizzazione della giornata. Speriamo nel tempo, che l'anno scorso fu un po' inclemente, e speriamo anche che le ragazze quest'anno si facciano valere, insomma. Carlo Iannelli, vicepresidente della Federciclismo Toscana, oggi abbiamo alzato i riflettori, abbiamo un po' aperto la stagione di una delle squadre che danno prestigio alla vostra regione come il team Vaiano. Sì, sicuramente io sono molto felice da Pratese che nella nostra provincia ci sia una squadra di questo livello, sicuramente è una realtà di grande eccellenza che dà lustro alla provincia di Prato e alla nostra regione. Una regione che peraltro si avvicina a un appuntamento importante come i mondiali del 2013 su strada. Senz'altro, venendo oggi qui al Vaiano si respira già quell'area, perché questa è una squadra internazionale, una squadra mondiale, e quindi questo senz'altro si coniuga anche a quell'appuntamento ridato che si terrà a Firenze nel 2013. Maria Bruni, commissione femminile della Federciclismo Toscana, stretta collaboratrice di Stefano Giugni per quanto concerne il mondo del ciclismo in rosa. Oggi via la stagione del team Vaiano, ma in realtà il vostro lavoro è molto fitto e molto favorevole alle categorie giovanili. Sì, curiamo molto le categorie giovanili perché poi abbiano una continuità come può essere il Vaiano, e come obiettivo e esempio per tutte le ragazze allieve esordienti. Quindi insomma un'attività che praticamente si sviluppa lungo tutta la stagione, partendo proprio dall'elite, perché il prossimo 11 marzo qui a Vaiano avremo proprio il Memorial Alberto Vannucci, proprio dedicato alla massima categoria del ciclismo femminile.
Sì, partiamo proprio dall'11 marzo con la gara qui a casa di Stefano Giugni e poi proseguiremo noi con la categoria giovanile. Comunque abbiamo già una challenge rosa 3 regioni insieme all'Emilia e le Marche, che è molto ben vista, e anche dalle squadre del nord ci pongono più attenzione, e questo vuol dire che stiamo facendo strada, che è una formula per noi vincente. Elisa Maggini, prima guida storica del team Vaiano Tepso, allora dal 2011, squadra rivelazione, soprattutto squadra capace di mietere successi su traguardi prestigiosi, pronti per un 2012 per confermarvi ai vertici. Sì, sicuramente nel 2011 ci siamo divertiti alle corse e siamo riusciti ad essere spesso protagonisti. L'obiettivo del 2012 è migliorare questa situazione e appunto cercare di divertirci ottenendo buoni risultati. Squadra vincente non si cambia, lo dicevamo, e quindi la maggioranza delle atlete confermate dalla passata stagione e qualche nuovo interessante innesto. Sì, diciamo abbiamo ringiovanito e rinforzato la nostra squadra, quindi siamo contenti di puntare sulle giovani e appunto con i nuovi innesti abbiamo rinforzato un gruppo già molto affiatato. Un anno particolare, Elisa, quello del 2012, l'appuntamento olimpico che andrà ovviamente a caratterizzare la stagione, poi tantissimi appuntamenti in tutta Europa e non solo. Sì, abbiamo un calendario molto fitto, pieno di appuntamenti in tutta Europa, però sicuramente un occhio di riguardo va alle Olimpiadi che ci saranno ad agosto. Abbiamo già la sicurezza di partecipare con un paio di atlete e quindi è l'obiettivo principale della stagione. Paolo Baldi, una squadra ben assortita e costruita sul piano tecnico, ci sono velociste capaci di primeggiare nelle volate di gruppo e poi passiste e qualche scalatrice di interesse. Sì, è una bella squadra, come dicevo prima è una squadra giovane e a me piace lavorare con le giovani. Poi l'Elisa quando correva era veloce, quindi avrà sicuramente da insegnargli anche qualcosa nel finale di gara, prepareremo sicuramente qualcosa come treno. E mi piacerebbe però veder vincere soprattutto la Valentina Bastianelli, perché è una ragazzina che ci mette tanto impegno, che a vederla così uno non penserebbe che ha un grande motore, invece ha un motore veramente importante, è un po' troppo a volte diciamo una sprecona, però mi piacerebbe che lei quest'anno fosse il suo anno, che vincesse almeno una gara. E poi Lele Vite e Sosna, ormai 2 garanzie. Sì, la Rasa è un corridore veloce, è migliorata in salita, ha perso un po' in volata, quest'anno cercheremo di invertire la rotta cercando di migliorare un po' in volata, perché in salita, diciamo, a dire la verità non siamo a livello delle migliori, quindi è meglio primeggiare nelle volate. La Sosna è un corridore che ha caratteristiche da cronome, un corridore veramente forte come motore. Gli manca la capacità in corsa di sfruttare il lavoro delle altre, di saper stare in gruppo. Quando c'è il vento da destra sta sempre dalla parte sbagliata, sempre a destra, sempre dalla parte sbagliata. E queste sono le cose invece che se uno riesce a limare col motore che ha, anche lei un po' di fortuna, una sparata all'ultimo chilometro può anche vincere. Poi Alexandra Soscenko e Anna Trevisi, nuove entrate in squadra. Sì, la Soscenko è una ragazzina giovane, tutte e due ragazzine del 93. Non è facile nel 93 arrivare e poter fare risultati. La Trevisi con l'Elisa si è parlato un po', mi piacerebbe che coprisse la ruota alla Rasa, così se la Rasa fa terza, quella fa quarta, fa risultati e trova motivazioni. Per quanto riguarda invece la Soscenko ha caratteristiche simili alla Catazzina, alla Sosna, però guida meglio la bicicletta e è più furba. Al team Vaiano Tepso si parla anche piemontese, con queste 2 atlete riconfermate nel roster della squadra di Patron Giugni. Eleonora Spaliviero, ormai sei di casa qui a Vaiano, dal Piemonte alla Toscana ormai il passo è breve. Sì, ormai la macchina va già da sola quando deve scendere. Qua a Vaiano mi trovo bene, infatti rimarrò ancora qua un po' per sfruttare il tempo migliore che su a Torino per allenarmi, poi però ritornerò anche un po' a casa che fa sempre bene. Il tuo 2012 aiutare e perché no, ritagliarsi magari qualche spazio personale per dire la tua? Sì, il mio obiettivo di tutti i giorni, di tutti gli anni è quello di migliorarmi
e tirando si migliora, e poi perché no, anche magari fare qualcosa di buono per me non mi dispiacerebbe. Silvia Moroni, altra giovane della linea verde della squadra, ormai a pieno servizio dedicata al ciclismo dopo il debutto dello scorso anno. Bene il 2011, cosa aspettarsi da questa stagione ormai che bussa alle porte? Ma questa stagione si cerca di imparare il più possibile dalle più grandi, sicuramente sarà un anno di esperienze e di rendermi utile per il servizio della squadra, quindi fare gruppo e dare il mio supporto nelle gare, insomma. Valentina Bastianelli ancora in casacca Vaiano anche per il 2012, attaccare e attaccare sempre, questo ovviamente è il tuo motto, ma arriverà anche la bella vittoria per te con questa squadra. Sì, quest'anno uno degli obiettivi stagionali sarà vincere una gara e l'impegno sarà tanto e spero di realizzare questo sogno. Poi in quale gara avveri non importa, l'importante è che si vinca. Tanto Valentina, possiamo dirlo agli sportivi, aspettiamoti con i mesi caldi quando sarai a pieno regime, quindi dal Giro d'Italia in avanti tutte le strade saranno buone, tutte le corse saranno valide per poter dire la tua e per poter vincere. Sì, da metà maggio in poi inizierà il mio periodo di forma e spero di cogliere degli ottimi risultati. Alessia Martini, storica presenza qui in casa Vaiano Tepso, da quanti anni gareggi alla corte di Patron Giugni? Da 6 anni, da quando ero allievo primo anno e mi ci trovo benissimo, se no non restavo ovviamente e niente, quest'anno cercheremo di dare il meglio da subito, però ovviamente insomma sono una giovane quindi devo fare ancora esperienza e niente, si vedrà poi nel corso dell'anno. Sarebbe bello rivederti ancora in maglia azzurra dopo i trascorsi bellissimi tra le junior, quando hai indossato la casacca della nostra nazionale in tantissime occasioni. Sì, sarebbe buonissimo ritornare insomma in nazionale, io ce la metto tutta. Vedremo un po' come va l'annata, però vedendo insomma la squadra e tutto, siamo un gruppo molto affiatato e ci credo e vediamo un po'. Capitana di fatto e di diritto sulla strada, Rasa Leivite, protagonista di un 2011 davvero molto bello, con tante belle vittorie, campionessa lituana in carica. Rasa, ci avviciniamo a un 2012 molto importante, ci sono le Olimpiadi. Sì, ci sono le Olimpiadi, mi impegno tanto perché ci tengo e poi vediamo, c'è 2 direttori sportivi, uno vuole vincere Vaiano, uno Fiandre, cercheremo a accontentare anche loro. Quindi gli obiettivi per il 2012 sono tanti, su tutti le Olimpiadi. Nel 2011 hai vinto molto, quale vittoria ti è piaciuta di più tra quelle che hai fatto nella scorsa stagione? Nella scorsa stagione Muri Fermani, che è bellissima quella vittoria, vincere davanti Cook. E poi ho avuto anche fortuna perché hanno sbagliato loro e ho preso un attimo. Quindi brava e soprattutto anche, perché no, fortunata, serve anche quello. Rasa, capitana di questa squadra, sei anche campionessa nazionale in carica, campionessa di Lituania su strada, potresti vincere ancora nel 2012 questo titolo? Sì, mi piace la maglietta, ormai sono abituata. Quindi non abbandonare questa maglia. Il tuo giudizio su questa squadra, Rasa, il Team Vaiano 2012 com'è? Che squadra è? Abbiamo già 2 giorni che siamo tutti insieme, si è fatto un test psicologico anche tutti insieme, è una squadra giovani, si va d'accordo, io penso che facciamo una grande stagione. Perché si corre come squadra, anche già l'anno scorso a Giro Toscana abbiamo corso da grande squadra, penso che quest'anno ci sono 2 ragazzi giovani come Trevisi e Martini che possono dare tanta mano e quando c'è possibilità si fa fare risultato anche loro. Anna Trevisi, intanto benvenuta qui in casa Team Vaiano Tepso, un battesimo vero e proprio per te. Dai grandi trascorsi giovanili non possiamo negare che i riflettori di noi addetti ai lavori, perché no, sono puntati anche su di te per il 2012. Sì dai, spero di fare una buona stagione, sono a disposizione di quelle più grandi, dato che comunque sono la più giovane sia anagraficamente che come arrivi, perché sono l'ultima arrivata. Spero di essere confermata in nazionale e di fare esperienza e di imparare tanto dalla Rasa, che è il punto di riferimento per me, dalla Catazzina e dalla Bastianelli, insomma da quelle grandi.
Ecco, dal 2012 nel mondo dell'elite in maniera stabile possiamo definirti passista velocista, quindi un atleta capace di farsi valere anche negli arrivi un po' affollati, un po' da ranghi compatti. Sì, fortunatamente non ho paura del gruppo, quindi non ho paura a crearmi i miei spazi in volata e spero di avere occasione di dimostrare, insomma, che anch'io posso fare qualcosa e spero di migliorare anche in salita, perché anche quella ce n'è tanta e non si può saltare, quindi speriamo di essere complete quest'anno. Katarzyna Sosna confermata al team Vaiano Tepso 2012, ormai Vaiano per te è la seconda patria dopo la Lituania. Sì, davvero, qui ci sono tanto tempo, cioè posso dire sono più tempo qui che a casa mia in Lituania. Quali sono le corse a cui punterai nel 2012? Cercherò fare più possibile massimo dare a squadra e aiutare. Il mio viso punterà a europei perché ci sono l'ultimo anno, under 23, sicché punterò a europei a cronometro. E poi perché no, c'è un'Olimpiade a Londra e c'è anche un campionato del mondo, Kata. Sì, certo, lì cercherò di dare più possibile per tenere in forma a campionato del mondo e a Olimpiadi. Cercherò di fare più punti per le Olimpiadi. Stefano Giugni, il dado è tratto, come si dice, il sipario è alzato e la squadra eccola qui. Un'altra bella stagione da vivere con le tue ragazze, Team Vaiano Tepso, la squadra rivelazione e credo di non esagerare del 2011, pronta ad essere nuovamente protagonista nella stagione 2012 che sta per iniziare. Sì, diciamo siamo usciti da un anno che ci ha tolto le soddisfazioni in misura maggiore di quello che auspicavamo. E quindi logicamente, come si suol dire, si bisogna sempre crescere. Speriamo nel 2012 prima di tutto si confermi quello che abbiamo fatto nel 2011 e poi cercare di migliorare. Squadra che ha conservato intatte le proprie prerogative, tantissime le ragazze confermate, qualche nuovo innesto ben studiato ed ecco un'amalgama davvero ottima. Sì, diciamo la squadra ricalca quella che era l'anno scorso. Ci sono un paio di innesti che sono naturali, è impossibile evitare, però fatti non a caso ma con una logica di squadra. Una squadra che è cresciuta molto, una squadra che ha fatto importanti passi in avanti nel mondo giovanile, poi ha optato, grazie alla tua forza e a quella dei tuoi collaboratori, per entrare nel mondo dell'elite e ora occupa un posto stabile nel ranking dell'Unione Ciclistica Internazionale e soprattutto gode di molta stima nell'ambiente. Sì, diciamo che anche quest'anno siamo 14esimi nel ranking mondiale, quindi non è una cosa da poco. Ci siamo ritagliati il nostro spazio con umiltà, perché di fatto siamo una squadra piccola e cerchiamo di mantenere le nostre prerogative. Possiamo dire una delle poche squadre che unisce all'attività agonistica davvero lungo tutta la stagione in ogni angolo del pianeta anche l'aspetto organizzativo. Parliamo ovviamente della gara di esordio del calendario su strada femminile italiano, prossimo 11 marzo, Memorial Alberto Vannucci, Giro della Val Bisenzio, curato proprio da te e dal tuo gruppo. Sì, diciamo che facciamo un'attività a 360 gradi, anche dal punto di vista agonistico, perché non dimentichiamoci che Rasa ha fatto l'attività di ciclocross e ha fatto anche delle gare internazionali, non ultima la partecipazione nel precedente weekend a Milano dove ha anche vinto. Katarzyna ha fatto gare di mountain bike dove ha vinto il titolo lituano di mountain bike quest'inverno, quindi ci accingiamo alla stagione su strada. Inoltre siamo, l'apertura in Italia la organizziamo noi, quindi insomma diciamo che nel nostro piccolo ci impegniamo. E guardando al calendario gare, Stefano, bussa alle porte una stagione davvero impegnativa ma anche altrettanto prestigiosa. L'appuntamento olimpico di Londra su tutte le altre corse, ma tante prove di Coppa del Mondo, altrettante corse a tappe e il mondiale in Olanda che sarà un po' l'anteprima del vostro, consentimelo, mondiale in Toscana. Sì, diciamo che ci si presentano 2 anni da adrenalina, perché quest'anno mi ha detto te c'è il mondiale, va bene, c'è il mondiale a cronometro a squadre, si dice, c'è l'Olimpiadi, insomma penso che l'anno olimpico sia un anno molto molto particolare.
Ecco, al vostro fianco un pool di sponsor ormai non solo affiatato e consolidato, ma che punta molto sulla vostra azienda, come Tepso, come altri brand e marchi leader, ancora una volta per essere protagonista. Sì, diciamo la nostra formazione è una formazione detto piccola e con l'aiuto e il supporto di tanti piccoli sponsor alla fine fa l'unione, fa la forza e si può permettere al Vaiano Tepso di fare questa attività. Stefano, si è parlato tanto di obiettivi, tanti vogliono la vittoria di un atleta del tuo gruppo proprio nella gara d'apertura in casa Vaiano, altri prove di Coppa del Mondo, altri le corse a tappe, quindi si sprecano, diciamo, le occasioni per poter dire la propria. Volevo capire se da parte tua come gran patron di questa squadra c'è un desiderio profondo, un sogno che si vuole avverare. Cioè, il primo grande desiderio è quello di partecipare alle Olimpiadi, il resto viene tutto in secondo piano. Appuntamento dunque il prossimo 11 marzo con le ragazze in casacca bianca a stelline blu del team Vaiano Tepso proprio sulle strade di casa, quelle di Vaiano, dove si correrà la 10ª edizione del Memorial Alberto Vannucci, Giro della Val Bisenzio, che aprirà ufficialmente la stagione agonistica femminile su strada del 2012.